Gli amministratori componenti la direzione regionale di ALE Autonomie Locali Sicilia hanno incontrato a Palazzo De Normanni l'assessore regionale al ramo Marco Zambuto in un percorso di collaborazione tra amministrazione regionale e autonomie locali al fine di analizzare e confrontarsi sul processo di riforma degli enti locali in atto sia a livello statale sia a livello regionale alla luce dell'approssimarsi all'Assemblea regionale siciliana dell'approvazione della legge di stabilità 2021. Sono stati altresì esaminati temi che preoccupano notevolmente gli amministratori, come la carenza cronica di figure apicali nei comuni, il tema della compartecipazione delle ASP ai costi delle rette di ricovero, le spese legate al trasporto studenti pendolari e soprattutto i vincoli dovuti all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità che sta trascinando i comuni in serie situazioni di pre o dissesto finanziario. Disponibilità è stata manifestata dal neoassessore Marco Zambuto a valutare e riferire le istanze dei sindaci in sede di governo regionale. L'abbiamo definita più volte una calamità istituzionale, quella che stanno attraversando i comuni. Gli enti locali oggi sono in fortissima difficoltà finanziaria e di mancanza di materiale umano. Abbiamo incontrato ieri proprio l'assessore Marco Zambuto, il neo assessore agli enti locali come ALI, l'Associazione di Autonomia Locale, per portare a conoscenza al nuovo assessore le difficoltà che stanno attraversando gli enti locali. Abbiamo chiesto con forza delle norme di semplificazione. Oggi i comuni non sono nelle condizioni di chiudere i bilanci per colpa del fondo di crediti di dubbia esigibilità, dei parametri assurdi che non permettono appunto di poter andare avanti da un punto di vista contabile. Per non parlare della mancanza di risorse umane. Oggi i comuni sono senza i tecnici comunali, senza i regionieri, senza quelle figure apicali che necessitano per portare avanti la macchina amministrativa. Tutti questi temi, oltre alle rette di ricovero per i disabili, al trasporto studenti pendolari e alla mancanza di investimenti, di fondi per investimenti, fanno sì che i comuni non riescano più a portare avanti con celerità la macchina amministrativa.